Sai cosa faceva lo scalpellino? Si prendeva una penna e si metteva su Lo scalpellino rifiniva le pietre affinché i muratori potessero costruire i muri di cinta o abbellire le case. I più abili, con pochi attrezzi, riuscivano a ricavare da un semplice pezzo di pietra svariati oggetti per uso quotidiano. Con pochi colpi di mazzuola e un grosso scalpello inizia a sgrossare la pietra. Con uno scalpello più piccolo smussa i contorni esterni. Stessa operazione la effettua nella parte sottostante del blocco. Con una punta rifinisce la parte esterna. Con un piccolo scalpellino delimita il contorno interno. Ora inizia a scavare la parte interna. Questa operazione è la più delicata, in quanto un colpo mal assestato potrebbe far spaccare il blocco di pietra, rovinando irreparabilmente tutto il lavoro. Con una bottiarda rifinisce i contorni. La parte interna viene smerigliata . Ecco ultimato un mortaio in pietra. Alcuni oggetti prodotti da questo abile artigiano.